meravigliosi. Quando me l'ha consegnata 2 anni fa è stata una cosa, l'emotività perché me l'hanno fatta e non sapevo niente, hanno fatto quello che hanno voluto loro, specialmente Luca ha detto te la faccio così via e basta. Un grande amico. Che tipo di persona era Luca? Socievole, molto simpatica, sempre gentile e come lui sua moglie. Una persona speciale che porteremo sempre nel cuore, proprio per la forza che ha dimostrato in tutti questi anni. Una lunga fila di bikers, uno ad uno, arrivano per prendere posto sul grande piazzale della chiesa di San Giorgio, che per un pomeriggio risuona del rombo dei motori. Abbracci commossi e strette di mano tra amici vicini e lontani, tutti uniti dall'affetto per la loro Jojo e per il loro Luca, esempio di onestà e cuore che non ha retto alla morte della sua amata, scegliendo di togliersi la vita il giorno prima del suo funerale. In 600 arriveranno da tutta Italia per salutare Giovanna e pregare per Luca. E insieme formano una coppia invidiabile, una coppia affiatata, con una passione in comune per la moto, in particolare le Harley Davidson. Vivono insieme un quarto di secolo e ora insieme muoiono. Nelle parole di Don Stefano Bressan, parroco di Quinto, la storia di Giovanna, dalla nascita alla scoperta del diabete a 20 anni, fino al male affrontato sempre a testa alta, la sua forza e la sua voglia di vivere. La moto per lei era libertà. Il nome di Luca, quel posto vuoto accanto ad amici e parenti, torna sempre, durante l'omelia ma anche nel ricordo dei nipoti letto con emozione alla fine della cerimonia. Ho l'armadio pieno di te con tutti i vestiti che mi davi, ho il braccio tatuato per te, ho il cuore pieno di te. Hai affrontato la vita regalando sorrisi a tutti e piangendo per conto tuo, e tutti ti ricorderemo per la tua pazzia, il tuo sorriso e per la tua voglia di vivere, sempre nonostante qualsiasi ostacolo. Per quanto riguarda mio zio Plughi, colui con il quale condivido lo stesso cognome, ma soprattutto lo stesso sangue, ecco, in questo momento non voglio pronunciarmi, probabilmente potrebbero uscire tante parole di rabbia. I parenti si stringono attorno a mamma Giuliana e al fratello Frank. In chiesa arrivano anche il sindaco Sartori e l'ex sindaco D'Alziglio. Il dolore da sopportare oggi per tutti è ancora più grande. Alla fine della cerimonia le mani degli amici una dopo l'altra si posano sulla bara di legno naturale adornata semplicemente con rose e rosa e un mazzo di girasoli. Ora Giovanna fa esperienza diretta del Dio che ama la vita. Fa esperienza diretta del Dio che rispetta la libertà, a tal punto da lasciare a noi la decisione se vivere o morire.